Flavio Zoccarato, tu sei presidente del Funny Team, che ha un'immagine molto divertente, simpatica. Cosa ce ne dici? Sì, noi siamo un team in cui abbiamo una trentina di piloti, purtroppo qui al Neve Ghiaccio ci sono solo io oggi presente, poi ci sono altre gare, siamo tutti dilettanti e ci divertiamo a fare questo sport, insomma. Ecco, che attività svolgete in particolare? Principalmente facciamo il Formula Driver, infatti siamo detentori del trofeo scuderia del Formula Driver della FAI, siamo arrivati secondi nel trofeo Rufato Formula e quindi principalmente i nostri piloti frequentano quella tipologia di gare, poi un po' di autocross dove siamo campioni italiani di scuderia in autocross e poi ci veniamo qui a divertire nella neve. Siamo con Nicola Proti, detto il tenente. Nella categoria 4x4 la Lancia Delta si conferma sempre tra le grandi protagoniste. Sì, posso confermare che abbiamo cominciato questa stagione, questa nuova esperienza, chiamiamola così, perché io sul ghiaccio non ho mai corso e grazie all'aiuto di Zambelli abbiamo improvvisato una macchina per poter fare questa esperienza e devo dire che al primo kit era un po' difficile, dopo mano a mano che abbiamo corso abbiamo preso confidenza e devo dire che sono più che contento, ecco. Ecco, una vettura sempre molto potente, quali sono le prestazioni tecniche e meccaniche della macchina? Ma adesso come adesso diciamo che qua non serve tanta potenza, serve un po' di abilità, un po' di dimestichezza con le sbandate più che altro, ecco. Però cavalli ce ne sono, ecco, superiamo sicuramente i 300 cavalli. Ivano Zambelli, cosa ha di particolare questa vettura? Niente di particolare, quest'auto è un'auto che praticamente nel passato ha stravinto quello che doveva vincere quest'auto. E merito anche di questo ragazzo qua che la sta usando come deve essere usata questa macchina. Questa macchina continuerà a vincere e ancora noi le usiamo perché è una macchina che vince e continuerà a vincere ancora. Ecco, tu sei anche un collezionista di queste auto? Collezionista, mi piacerebbe esserci un collezionista. Io ne ho a casa, diciamo, un po', non diciamo tante ma un po' ne ho. Però come si può dire, sarebbe troppo bello averne di quelle proprio giuste come anni passati che hanno vinto questi mondiali e gare su neve e ghiaccio. Elisa è commissario di percorso del trofeo, come nasce questa tua passione per i motori? Ma è cominciato vedendo queste gare, quindi proprio caduta a pennello una gara. E da lì ho cominciato a seguirle e dopo sono entrata a far parte dell'organizzazione. Ma bisogna fare un percorso tecnico di apprendimento per diventare commissario? No, passione e responsabilità e molta concentrazione. Qual è il vostro compito? Beh, che sia in ordine la pista, che nessuno si faccia male, se ci sono degli scontri bisogna aiutare perché non è facile stare lì in gara con delle bandiere e gestire una corsa. Luigino Ruffato, organizzatore della manifestazione. Diciamo che anche per oggi stiamo per arrivare al dunque, siamo alla quarta prova, un campionato che aveva dato qualche incertezza iniziale, poi per fortuna il tempo si è ricordato un po' di noi, sono 29 anni che andiamo a bussare, quindi dovremmo ormai essere fra quelli più accreditati per meritare un qualcosina di utile. Dicevo, siamo partiti in ritardo perché non c'erano le condizioni atmosferiche adatte. Poi il tempo ha cambiato e lo dimostra oggi una pista perfetta dopo 4 gare consecutive, 4 domeniche, che è quasi una pazzia, però la pista, anche a detta dei piloti, mai è stata in condizioni così perfette. Quindi è una soddisfazione nostra, dei piloti, e questo è anche la forza che ci dà per continuare su questo campionato. Ecco, quali obiettivi per il futuro di una manifestazione come questa? Per il prossimo anno vorremmo abbinare alle nostre attività, cioè quello che riguarda le gare, anche il discorso dei corsi di guida sicura, perché l'Endas ha un patrocinio e un riconoscimento ministeriale da parte del Ministero delle Infrastrutture come ente di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza stradale, quindi vorremmo anche onorare di questo titolo quanti sostengono questa attività per dimostrare alla gente che andare forte in macchina non basta, ma ci possono essere anche condizioni a volte di interesse comune. Ecco, quando iniziano gli appuntamenti della fase estiva?
Allora questa è l'ultima prova del trofeo neve e ghiaccio, poi partiremo invece il 16 marzo a Padova nei parcheggi dello Stadio Euganeo con la prima prova della Formula Crono, un campionato che si svilupperà su 14 prove, e in mezzo a metà stagione avremo anche 2 ciliegine che sono 2 gare in salita nel mese di luglio. Giacomo Scessere, pilota di Lusiana, che emozione hai provato nel correre così a casa? Beh, una bella emozione per quello, per correre qua a casa. L'impegno è massimo come sempre, comunque anche se si fosse fuori. Comunque ringrazio anche l'amministrazione che ci lascia qua correre qua a Lusiana. Ecco, ringrazio tutti comunque. E anche i miei amici che mi aiutano sempre con la macchina e il resto. Vedo che hai molti fan, ma non partecipano come te a queste emozioni, non guidano. No, preferiscono far festa e aiutarmi con la macchina. Eccoli là. Ormai costa euro di Siamo qui con un gruppo di appassionati, eccoli qua, automobilisti, guidate? La macchina di solito. Da dove venite? For Canada. Canada! E tifiamo la Renault 5 dei Scapillaris che si è classificato terzo e adesso vediamo la finale. Ok, quindi siete suoi tifosi? Certo, siamo venuti qui apposta per vederlo. Ragazzi a casa e andate a tifare per gli uomini. Ma stanno a casa giustamente. Varine. Vabbè. Bene, quindi viva le macchine, le donne possono aspettare. Donne motori Gio De Lori.